Buonasera a tutti, visti TV, il tenore de oie, un attimo, ecco qua. Oggi è il 22 del mese di maggio 2026. Bene, sempre da via Salvemini, da Saida De Vizi, da Sabarbata De Vizi e da Sardigna, a tutto il mondo. Bene, e cominciamo diretto da una cratedda, come si presenta Sadia, intanto che siamo da questa videata e entriamo in un'altra, ecco questa, ecco, colamo a schermo preno, le goi, sai da si presenta a voi, come state vedendo su che lo biaitino adesso tutto, non batte una lunghetta che disturbata, non batta in questo caso manco un custone, non viene a colare, sono un momento più piscatane, è comunque una bella die e una bella ida. Bene, la diamo su un pacchetto del prosaccorso, la diamo, ecco qua, questa è la situazione, si vede la solita pala eoli che non impara niente, da poi questa è il Monteruglio, va bene, e andiamo da innanzi, devo ritornare su Saravallo non è una proia che Napoli sulle prene tutto la die, e quindi è una bella die, non riesco al grado perché purtroppo come non è possibile lo legare in questo tipo di Saravallo campato come. Crasa, Zappato, le prendo tutte le die, una vede si presenta per Salduala, ma che ne metta in prasto. Cominciamo adesso al volo, è arrivato il comunicato, adesso il volo schiacca se elicottero, mappa di volo del 23 e del 24 maggio, lo schiacca Crasa, quindi del volo, Crasa a il 23 sa che questo in via Itino, questo dei Nocche, ecco, questo dei Nocche anche. E cioè su questo sul confine di Nule, Budusò e Osida, quindi che già uno pacco un foras adesso a zona dei vizi. Le operazioni di volo sono state pianificate sulla base delle previsioni meteoriche. Per il giorno 23 maggio sono previsti 3 voli di acquisizione dati con orario indicato 7, 9, 10, 12, 13, 15. Il giorno 24 e 26 verranno effettuati 2 voli con traiettorie trasversali rispetto a quelle precedenti. L'elicottero sorvolerà l'intera area con 2 voli previsti in orario 9, 11, 13 e 15. Praticamente su 20 battono, colano in senso diverso. Bene, andiamo da innanzi che s'annova, ecco, oggi è stata un evento in Nugolo, Avis provinciale, prima edizione del concorso Rinalato, l'Avis Scuola di Vita, cerimonia di premiazione, concorso Rinalato, l'Avis Scuola di Vita, venerdì 22 maggio 2026, Teatro Eliseo Nugolo. L'hanno dimenticato, devi porre l'orario, non si iscrive da tutta est. Ecco, questo non ve l'ho già rilevato. Boh, l'orario non veste, non va orario. 2026, 20 gennaio, venerdì, patrocinio del comune di Nuoro, ingresso gratuito. Però, orario non bennata, va bene, quindi io non voglio andare addirittura a questa cosa. Vabbè, andiamo da una disponibile di manno. Intanto scomunico che questa chiusura temporanea ufficio postale dal giorno 28.05.2026 al 19.06.2026, quindi un bello poco di tempo, questo ufficio postale sarà temporaneamente chiuso per lavori infrastrutturali a partire dal giorno 30.05.2026, cioè, quindi 28 domenica, fino al giorno 17.06.2026 le pensioni e la corrispondenza in giacenza presso questo ufficio saranno disponibili presso l'ufficio di Lula. Ci scusiamo per gli eventuali disagi. L'ufficio postale più vicino a cui rivolgersi è Lula. Benissimo, dicevo, picchiamo usato. Intanto
il Nugolo veste no alle scorie, venerdì 18, ore 18, scusate, ore 22, praticamente ore 18, in piazza Assata, sede progetto per Nuoro, incontro con Bustiano Composto, foto e Nicola Culeggio. Mercoledì 20 maggio, la notizia è visita il 20 maggio, poi dopo la sola a casa per dirmi Nippo, immenticati. Insomma, un po' che sparavo lista zero, adesso vamos começar la campagna contro la scoria nucleare, esos reactores modulares nucleares que ya scorie, reatores in fase di sperimentazione lo quieren piazzare in Sardegna e noi stiamo cominciando la campagna di sensibilizzazione. Bene, andiamo da innanzi abbonamento Teppilora organizzato da Chimur, rubatori di lampada 2026. Abbonamento poi che vamo su un ambulatorio oculistico in Visti, dottor Andrea Iobbi, presso Ottica Galileo Bitti, pro appuntamento, telefono 30 battero che 90 chimbe unici 98. Bene, andiamo da innantisi e poi Crasa nos aspetta da Zossinnos, in piazza Pitalis, area museale Bitti, produzione Bocche Teatro di e con Giovanni Carroni, musiche di Mauro Mibelli, con la partecipazione del tenore Mialino Pira a Di Bitti. Quindi appuntamento importante, però Crasa, pur l'appuntamento importante come la locandina non me l'hanno mannata, ma Crasa avesse appuntamento importante dessa Bitti Volley, ecco, purtroppo non gioco la locandina, ma la buscamo impresse, in giocata in Narbolia. Ma naturalmente Petito deve andare a trasmettere in diretta la partita in Narbolia, ma non può andare a capo un impegno già piccato che donate l'evento in Orsai, che è un evento insomma con parte pur organizzativa e quindi non posso assolutamente mancare, quindi mi dispiace. Poi abbiamo il tour della salute, prevenzione on the road in bici sul campo sportivo Pedro Currai 29 e 30 di maggio 2026. Screening della mammella, screening della cervice uterina, screening del colon retto. Quindi un bello servizio, mi raccomando, assentatevelo, iscrivetevelo e insomma presentatevelo, chi mi pare che non va più manco di iscrizione. Andiamo da innanzi, il 29 che Napoli abbiamo appuntamento in Ertila. Direttore Martila, il principe della Repubblica, protagonista e dinamica della democrazia in Italia, libro di Roberto De Rio, viene presentato in segreterio di Martila. Intervengono Antonio Muloni e Luciano Piras, conclude l'autore. Un altro appuntamento importante, poi abbiamo appuntamenti sportivi, che divisi in due ardiese, 31 e 2 di Lampada, ma come è stato accorpato al suo duo di Lampada 2026. Posas categoria, pulcini, primi calci, esordienti, piccoli amici, battas categoria, tutto su duo di Lampada. Per info e iscrizioni, vabbè, devono essere già iscritta, da comunque già bisogno 3-7 04 82 Luca 080 Quirico e 3-2 57 51 etichetta 6 Fabrizio. Bisemus abbiamo finito che Sannova, che riguardano Zaid e andiamo da innanzi chissà rassegna stampa. In effetti mi hanno mandato uno toccamento di loro, mi hanno mandato ed è un morto, ma non bisogna galo soldato di sicurezza, però può ne dare toccamento, insomma, era già stato un sbaglio e quindi andiamo che imprudenza. Andiamo alla prima pagina della nuova Ottana, il sindaco ai domiciliari chiese di assumere un consigliere, arrestato Franco Saba,
tentata concussione. Anche l'unico candidato ed è anche l'unico candidato per le comunali di Ottana. Sindaco di Ottana Franco Saba è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata concussione. Per la procura di Nuoro ha chiesto a un'azienda che si occupa di energia rinnovabile a Ottana di assumere un consigliere comunale. Allora praticamente questo è valido per sospendere da sindaco, ma non è valido per essere ineleggibile, quindi la selezione la poter fare tranquillamente, non è un motivo di ineleggibilità. Però una via che eletto potete essere stato sospeso. Allora la selezione si può fare, a fare il mio, poi finisco io quelli che mi vengono sul giornale che abbiate scritto, qualcuno che ne scrive da me, ma poi esperienza che ha in questa materia, non è una causa di ineleggibilità, cioè può essere ineleggibile, deve essere in condanna definitiva. La consulta boccia il salvacasa. Salvacasa è stessa legge regionale che è stata data in imitazione del salvacasa italiana usata dai Salvini, e a quanto pare vanno zappato tante cose che non fanno bene, ma è chiaro che la consulta travaglia per Stato, mica travaglia per la regione. Si apre un nuovo scontro istituzionale tra regione e governo, ma è canno mai, non è già lasciato colare mancuna, le legge poi, diciamo, Galo, todos italianos. Ancora una bocciatura di una legge sarda da parte della Corte Costituzionale. La consulta ha dichiarato incostituzionale 7 articoli della legge che recepiva il decreto salva casa del governo Salvini. La sentenza dei giudici ribadisce una linea consolidata. La Sardegna ha una competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica garantita dal proprio statuto. Può legiferare in modo autonomo, ma con un limite: deve rispettare le cosiddette norme fondamentali di norma economico-sociale statali. Questo è già una visaglia, possa leggere Pratobello, insomma, Pratobello 24, che insomma è vero che abbiamo competenza primaria in urbanistica, eccetera, eccetera, però poi tutto salvo chi non ha in contrasto chi norma del Stato, e cioè non hanno nessuna competenza. L'isola per me sono Iole ed Ettore, e al loro amore dedicati preghiera. Questo è Ivano Michetti dei Cugini di Campagna, che abbiamo già piuttosto sino che i Cugini di Campagna sono in un unicum nella musica italiana. Ivano Michetti, il fondatore, racconta la storia del gruppo, dal coro della Cappella Sistina ad Anima Mia, e il legame con la Sardegna. Per me l'isola è una bimba di 15 anni, Iole Ruzzini, che morì di leucemia, e il suo ragazzo Ettore Angioi, che uscì dall'ospedale di Sassari e si uccise per disperazione. Per loro scrissi preghiera. E noi di Cugini di Campagna, ve lo siamo rapito in bici, ve lo siamo rapito da campagna, quel gambale non io chiaro, ma comunque è simpatico, insomma, ho fatto una bella serata, chiamo, la gradisci tu. In meta, bene, andiamo dalla prima pagina dell'Unione Sarda, salva a casa stop della consulta. I giudici bocciano 7 articoli del provvedimento approvato dalla Giunta Torre. Terremoto ad Ottana, con l'accusa di tentata concussione, il sindaco di Ottana Franco Saba finito agli arresti domiciliari. Ranieri per Pavoletti, ora un ruolo di fiducia. Radiolina celebra il capitano. Fu Pavoletti, alzandosi negli spogliatoi, a distogliermi dall'idea di lasciare nel momento più difficile, e cioè questo Ranieri, ex allenatore. Fu Pavoletti, alzandosi negli spogliatoi, a distogliermi dall'idea di lasciare nel momento più difficile. È stata la rivelazione di Claudio Ranieri su Radiolina, e il Cagliari in diretta, il Cagliari in diretta, trasmissione puntata dedicata al capitano russo-blu. Ranieri legge il futuro di Pavo, merita di rimanere come uomo di fiducia nella società. Durante la diretta rilasciata da Videolina, le parole di Lopez Maran e semplici sul potere, appunto, Pavoletti, tieste cusu chi se marcaia sarete a sorte un momento
sul momento opportuno. Coppa America, Cagliari accende la sfida. È una bella cosa, un bel evento, questo della American Cup. Andiamo da innanzi con la cronaca di Nugolo, anziani, dopo l'ospedale, nulla. La ASL, di metterli è difficile, non ci sono strutture che possano accoglierli. Ecco, fa sempre una motivazione, una cosa che è semplice. Sono su corridoio, ma probabilmente stranamente è su corridoio che non in condizione di dimissione. Gli anziani restano in ospedale, nei corridoi, perché in città non ci sono altre strutture che possono accoglierli dopo il ricovero. Al San Francesco di Nuoro i numerosi pazienti del reparto di geriatria sono assistiti da personale stremato dalla mole di lavoro e responsabilità. Dopo la denuncia del sindacato Nursing, ieri è arrivata la replica dell'ASL che si prende le proprie responsabilità, ma non quelle altrui. L'azienda narra, secondo l'ASL, le criticità sono legate a una popolazione per lo più anziana e il temporaneo sovraffollamento dei ricoveri nel reparto di geriatria è derivato dall'incremento di ricoveri dal pronto soccorso, non sufficientemente compensato dalle dimissioni, e quindi battono un motivo, ecco, siamo pronti sempre a protestare ma mai a sapere soluzioni. Andiamo da innanzi e restiamo sempre in cronaca di Nuoro, e cioè Siniscola, Motogiro d'Italia a Santa Lucia. Vabbè, d'Italia, Motogiro d'Italia a Santa Lucia. Sabato 30 maggio a Siniscola si chiuderà la sesta e ultima tappa della rievocazione storica del Motogiro d'Italia 2026, manifestazione che quest'anno si è svolta interamente in Sardegna, attraverso l'isola per oltre 1600 km. Per la Camera d'Italia sono attesi. Grande attesa per l'arrivo a Santa Lucia di Siniscola, in piazza della Torre, dove il comune e il Motoclub Siniscola hanno allestito il viaggio del Motogiro con esposizioni, stand gastronomici e intrattenimenti. Si tratterà anche di un formidabile richiamo in chiave turistica. Saturno Bisvarziato, uno più 8 e via. Ottana, ecco qua, andiamo a vedere. Tentata concussione, il sindaco Sabba ai domiciliari. Per la procura avrebbe chiesto di far assumere un consigliere comunale. Indagato anche l'imprenditore Raffaele De Maio, per lui il divieto di dimora. Avrebbe approfittato del suo ruolo istituzionale per tentare di stringere i dirigenti di una società di energia elettrica, la Enel Green Power, ad assumere un consigliere della sua maggioranza comunale per ricoprire la posizione di supervisore del nuovo impianto di accumulo energetico a batterie BES. Sono batterie vabbè, insomma, che è in base all'anidride carbonica, da poco realizzato nella zona industriale. Con l'accusa di tentata concussione, in concorso alle prime luci dell'alba di ieri è stato arrestato il sindaco di Ottana Franco Saba, per il quale la polizia, dietro il coordinamento della Procura della Repubblica di Nuoro, ha eseguito un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari. Insieme al primo cittadino è indagato per lo stesso reato anche l'imprenditore del settore energetico Raffaele De Maio, per il quale è stato disposto il divieto di dimora nello stesso comune. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, Mauro Puscetti, al termine dell'interrogatorio preventivo dell'11 maggio nell'ambito dell'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Andrea Tironi. Quindi c'è una cosa che Tannani Vinassono deve consegnare da lì. No, la lista sono stata consegnata da prima di Michi De Maio. L'indagine condotta alla Digos della Questura di Nuoro è cominciata nel 2024, focalizzandosi sulle segnalazioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nel Nuorese, in particolare modo nel circondario di Ottana. Secondo le accuse, dunque Saba e De Maio avrebbero approfittato delle rispettive posizioni con lo scopo di pilotare l'assunzione del consigliere comunale Fabrizio Purpo, già sentito
dagli inquirenti proprio nell'ambito dell'inchiesta. Va bene, va bene, va bene. Poi dimos la questione elettorale per si spiegata mezzo e sa Unione Sarda, lui dimos che non fanno poco, quando arriviamo, emergenza a Pratosardo, Zir invasa da mosche, cioè la zona industriale invasa da mosche. Gli operatori colpa degli odori del centro di compostaggio, la musca ammesanca. A musca ammesanca. Odissea per arrivare a Siniscola, slalom quotidiani tra i pericoli. Denuncia sulle pessime condizioni della strada alla dei Sardi, Posada, cioè questa strada che pensa della di Sardi, passata con la Concas e così via. Este un disabio. Pompia una vetrina per l'oro di Siniscola, no? Che vi esagerate un pacco. Pompia l'oro di Siniscola, ma per parte la macchina organizzativa per la seconda edizione della Kermesse. Dopo il grande successo dello scorso anno, durante il fine settimana dell'Immacolata, la Proloco di Siniscola riaccende i riflettori su uno dei suoi tesori più preziosi, la macchina organizzativa di Preziane Pompia, la celebre kermesse culturale ed enogastronomica dedicata al tipico e rarissimo agrume locale. Si è ufficialmente messa in moto per la seconda edizione, quindi l'oro di Siniscola, la Pompia. Prendiamo atto. Una volta innanzi, maggioranza, nuovi affanni, stallo sulla manovra e sulla sanità. Ancora un inciampo per mancanza di numero legale. Slitta la commissione. E manco male che i comandini lo hai stabilito, che in Camera Onorevole, che però è un titolo che non esiste, è che hanno inventato questo, cioè lo consigliere regionale, se non hanno sul titolo di onorevole, assolutamente no, però che in Camera Onorevole sono matissimi. Salva a casa, stop della consulta, incostituzionale la legge sarda, illegittimi 7 articoli, la giunta narrata, l'impianto però regge. Salva a casa in salsa sarda non passa l'esame della Corte Costituzionale. Un anno fa la regione si era distinta tra le altre 19 italiane per aver adeguato il decreto tanto voluto da Matteo Salvini con un anno di ritardo, intanto già che un anno di ritardo non hanno usufruito della legge Cari. Le altre si erano limitate al mero recepimento, la Giunta Torde aveva invece preferito costruire un testo di riordino di tutta la normativa del settore esponendosi al rischio impugnazione del governo poi arrivato 2 mesi dopo. 7 articoli, al governo la consulta ha dato in parte ragione, cassando 7 articoli, innanzitutto dichiarando illegittima l'illegittimità delle disposizioni regionali che comprendeva tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli ampliamenti volumetrici realizzati all'interno della sagoma esistente, profili di incostituzionalità anche per norme funzionali alla sanatoria degli abusi edilizi più gravi e in quelle che consentivano deroghe generalizzate ai requisiti igienico-sanitari di aeroilluminazione stabiliti dalla legge e in quelle sulle deroghe alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario per interventi edilizi di riqualificazione energetica. Va bene, va bene, va bene, va bene. Poi la Corte ha poi annullato la norma che manteneva l'obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti all'interno dello stesso, la stessa categoria funzionali. Questioni infondate, non è una sentenza a senso unico, alcune questioni poste dal Consiglio dei Ministri sono state giudicate infondate. Va bene.
andiamo da innanzi, quindi la Corte Costituzionale non tolto la osservazione approvati. Tentata concussione ai domiciliari il sindaco. Idimus il testo il nodo delle elezioni. Il sindaco sospeso. Il nodo delle elezioni resta però aperto il nodo politico-amministrativo legato alle elezioni comunali, alle quali Sabba è l'unico candidato. La misura cautelare non interviene sulla sua candidabilità, infatti, perché non esiste una condanna. In caso di vittoria, qualora superasse il quorum del 40%, che è una lista solo dei voti validi, la proclamazione dovrebbe comunque avvenire. Solo a quel punto, una volta nuovamente eletto, la gestione dell'ente si configurerebbe complessa. Potrebbe essere il vice sindaco a svolgere le funzioni, ma io non posso nominare un vice sindaco, che appena si è eletto è sospeso, quindi non ve su tempo lo deve eleggere un vice sindaco, una giunta, ma io devo tenere da spiegare questa cosa. Solo a quel punto, una volta nuovamente eletto, la gestione dell'ente si configurerebbe complessa. Potrebbe essere il vice sindaco a svolgere le funzioni operative dell'amministrazione, ma Sabba potrebbe non essere legittimato a procedere alla formazione della giunta, infatti, né alle nomine degli assessori, perché sarebbe nuovamente sospeso, cioè venite eletto e sospeso, quindi non potete nominare manco la giunta, a meno che il ricorso al tribunale del riesame annunciato dai legali di Sabba di Sabba e del De Maio non venga accolto, facendo venire meno la misura cautelare. E quindi potete schianete e restate comunque indagato, ma non in misura cautelare. Andiamo dinanzi Cagliari e l'America's Cup, l'inaugurazione è uno wow, guarda come che balla di lei. Bagno di folla per la cerimonia di apertura delle regate di vela in migliaia tra bastione e porto, ovazione per il tenore De Muro. Andiamo da innanzi Flottilla, siamo in politica insomma internazionale, però relativamente a Italia, Flottilla botte e abusi sessuali. Il governo italiano va avanti, Tajani invoca sanzioni contro il ministro israeliano. I racconti degli attivisti rientrati in Italia, anche i sardi, Frongia e Mancuso. Adesso scontri scanfato, guarda, è una cosa incredibile, cosa inverosimile veramente. Non è possibile che si arrivi a tanta miseria. Tel Aviv, il premio non può rinunciare alla destra estremista, quindi Netanyahu conferma il ministro contestato, questo Ben Gvir non lo potete dimettere, insomma, che rappresenta una parte importante del suo governo. Il video incendiario postato dal ministro della sicurezza israeliano il Tamar Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia sbeffeggiati e in ginocchio non sposta di una virgola lo stallo nell'esecutivo di Gerusalemme. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze, blandamente, hanno scritto i commentatori, di fatto non ha messo alla porta quel delinquente razzista di sempre, come viene definito Ben Gvir in patria da buona parte dei media israeliani. Criminale esposto da governare, non è possibile. E in una bella nuova, New York Orbia, il sogno si avvera. Atterrato il volo Delta. Il sindaco Nizzi ora collegare la costa all'interno, cioè quindi un collegamento da Olbia a America e quindi il primo collegamento diretto dagli Stati Uniti all'isola da ieri diventa realtà. Ecco che la bandiera nazionale sarda in Palasa, a un'ala posta bene, a l'ala posta male, caso il muro deve essere girato da destra e non a manca. New York Orbia,
in poco meno di 8 ore ieri è atterrato sulle piste del Costa Smeralda il Boeing 767, decollato dalla Acroport JFK, che inaugura il collegamento di linea diretto tra Sardegna e gli Stati Uniti, operato da Delta Airlines all'esito di una selezione tra 3 mete del Mediterraneo lanciata con Route Europe lo scorso anno a bordo del volo inaugurale sull'iconico aereo di uno dei principali vettori mondiali, 211 passeggeri con un solo posto rimasto vuoto, potevi scrivere. Quindi bene, 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 siamo andati in questa cosa, siamo andati bene. Chilometro zero conquista l'isola, cioè il prodotto del chilometro zero. Confartigianato, investire sull'economia locale significa costruire resilienza e futuro. In Sardegna oltre il 41% dei consumatori sceglie di comprare prodotti locali. Una bella cosa veramente, gusta, complimenti. Olio dopo Sardegna, una scommessa vinta di Mariano di Olia, olificio agroalimentare, olificio Secchi. La Sardegna è un hub di eccellenza nel panorama oleario internazionale. A guidare questa scalata verso la qualità assoluta è l'olificio Secchi, che ha tracciato il solco per un futuro all'insegna della crescita. Bene, bene, bene. Andiamo guardare innanzi, caso Marzu e longevità, scusate. L'isola nei radar dello zio Sam, Centennial America. Cresce l'interesse americano per le peculiarità della Sardegna. Noi abbiamo vedere uno pischetto che in caso cornito insomma, calco pare che piaga che sono americano, che sono un po' questo manico forte, insomma. 7 articoli incostituzionali, la Corte boccia la legge salva casa. Già visto, il Unione Sarda questa estensione nuova. Cagliari, Rebus Pisacane è l'allenatore attuale del suo Cagliari e accanto parte se potete battere la squadra della Serie A interessata a partire dalla Lazio. Intanto prosegue la preparazione per la sfida di domenica con il Milan. C'è ancora una partita da giocare e i calciatori del Cagliari si stanno preparando al centro sportivo CRAI di Assemini per onorare l'impegno in casa del Milan, ancora a caccia della qualificazione in Champions. C'è da onorare la maglia e sicuramente i rossoblù che scenderanno in campo vorranno fare una bella figura alla scala del calcio, cioè il Milano, insomma. Domenica notte a San Siro ci saranno sugli spalti non meno di 70.000 spettatori, una bella cornice, insomma, per salutare la A dopo aver conquistato la salvezza. Perfetto. Poi abbiamo Ranieri, no? Che vediamo di Tenara, Ranieri, le 5 stagioni di Ranieri in rosso-blu. Ritorna con 2 appuntamenti, oggi il 2 giugno, Ideario Sport, il Festival del Libro Sportivo. Oggi alle ore 18.30 a San Manufattura a Cagliari, Alessandro Donati e Francesco Marcello presenteranno il loro libro Allenare diversamente per uno sport sano e performante. Il libro dei 2 tecnici si avvale anche della prefazione di Julio Velasco, tecnico dell'Italia olimpiodica e mondiale di volley femminile. E il secondo appuntamento fissato invece per il 2 giugno, sempre a San Manifattura, sul tema Cagliari e Claudio Ranieri, una storia d'amore. In quella occasione verrà presentato il libro Claudio Ranieri in rosso-blu, le 5 stagioni del re Mida. Bene, 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 bene. Claudio Ranieri è sempre stato legato alla Sardegna, in tramo di sa politica caotica
internazionale e no che hanno una brutta nuova pro Putin e putiniano, insomma. Quanto pare la Russia è entrata in guerra. I droni colpiscono una raffineria di petrolio nel cuore della Russia, a 800 km dal confine. Raid nella base FSB. Kiev fa strage tra gli 007 di Putin. Raid nella base FSB nel Kherson occupato, almeno 100 tra vittime e feriti. I servizi speciali ucraini colpiscono nel cuore i servizi segreti russi, attaccano il loro quartier generale nel Kherson occupato e provocano un centinaio di vittime feriti. Tra vittime e feriti. Oltre alla perdita di un sistema di difesa aerea Pantsir da almeno 15 milioni di euro, mentre i droni delle forze armate centrano una raffineria nel cuore della Russia, a 800 km dal confine. Sono le nuove operazioni, un contrattacco voluto da Kiev per fare sì che, rivendica Zelensky, i russi sentano la necessità di porre fine a questa guerra. Cioè, così no, vabbè, a bombardare uno loco non è una cosa che hanno tanto bene. Teheran prepara la risposta, ma l'uranio resta qui. Teheran no al trasferimento ad un paese terzo, la Casa Bianca. Non lo lasciamo agli Ayatollah, ma quanto pare da Saine. Gli Ayatollah sarà a mantenere su uranio arricchito e non a mantenere la tangente su adesso il stretto di Hormuz e quindi vittoria totale da parte dell'Iran. Continua a scorrere il tempo che Donald Trump si è accordato sul guaio Iran, mentre dietro le quinte si percepisce il lavoro frenetico dei negoziatori, a cominciare dal Pakistan. Nella loro lettera di intenti gli USA hanno colmato alcuni divari diplomatici. Stiamo preparando una risposta, ha fatto sapere il regime attraverso i suoi media ufficiali, spiegando che a questo serve la visita del capo dell'esercito pakistano Asim Munir a Teheran. Cruciale resta il nodo del programma nucleare della Repubblica Islamica che USA e Israele vogliono smantellare e dell'uranio altamente arricchito, circa 450 kg, utile a produrre l'arma atomica. Però quindi a Coma hanno nato chi arma atomica non è a Kenya, siccome la NATO viene su tutto quotidiano, quando la NATO su tutto quotidiano tutto sicuramente giusto. Ucraina, attacco delle forze speciali, colpita una sede degli 007 russi. Zelensky devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Trump minaccia Cuba, amenaza Satel, non ha accettato che minacciare. Sul fronte iraniano proseguono le trattative. Intanto Cuba è agli estremi, cioè che muore San Luca, non batta gasolio, non batta petrolio, però anche il funzionare della centrale, e quindi la cosa è veramente andata male. E quindi minacciando sempre pur dell'invadere. Sanzioni a Ben Gvir, al suo ministro. Tajani si appella all'UE dopo il sequestro degli attivisti. Le opposizioni, anche Netanyahu è responsabile, quindi tocca deporre in mora pure Netanyahu. Ma Netanyahu è già in mora da questa corte internazionale che ha dichiarato appunto criminale di guerra e quindi è arrestabile in calesiata aeroporti non così presente in fuori di Israele. Bene, che in questo terminiamo siete novela de hoy e nos damos appuntamento qua a casa. A menzur vedere di buonanotte da BC TV, adiosu e menzur a casa.